Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Vediamo subito i titoli. Sono state rintracciate la donna ucraina e le 2 figlie scomparse qualche giorno fa a Riposto. Il padre aveva lanciato un appello per ritrovarle, ma intorno alla vicenda restano ancora molti punti oscuri. Rinviato al Tribunale di Messina il caso di Enrico Lombardo, morto nel 2019 durante un fermo dei Carabinieri a Spadafora. La Cassazione ha accolto il ricorso della famiglia. Oggi l'anniversario della strage di Ustica. La Procura di Roma va verso l'archiviazione dell'inchiesta sull'abbattimento del DC-9 dell'Italia 43 anni fa. Impossibile definire la paternità del traffico aereo nella zona. Controllare l'importazione di grano, l'appello della Coldiretti a tutela delle produzioni dell'isola e dei prodotti finiti come la pasta. Calcio, 40 anni fa Roma e Catania conquistava la Serie A vincendo gli spareggi con Como e Cremonese. L'ex portiere Marco Onorati ricorda quell'impresa sportiva che tinse l'Olimpico di Rossazzurro. Dunque, come avete sentito dai titoli, sono state rintracciate la piccola Alessandra, la madre e l'altra sorella, delle quali non si avevano notizie da venerdì. Resta però da capire perché la donna abbia deciso di allontanarsi dal marito e dalla loro casa di riposto. Adelaide Barbagallo. La piccola Alessandra sta bene. La bimba di 3 anni, della quale non si avevano notizie da venerdì scorso e per la quale il papà Leonardo Pappalardo aveva denunciato la scomparsa da Riposto, è al sicuro. A comunicarlo è il legale dell'uomo, l'avvocato Enzo Iofrida, che, da noi interpellato, dice di non poter aggiungere altro, ma ci assicura che non occorre più cercare la bambina. Ad allontanarsi da casa venerdì sera con Alessandra era stata la mamma della piccola, la moglie di Pappalardo, una donna ucraina di 44 anni, che aveva portato con sé anche l'altra figlia di 13 anni, avuta da una precedente relazione. Più che un allontanamento sembrerebbe una fuga. È andata via all'improvviso, senza valigia, ma solo con 2 telefonini, un caricabatterie, delle merendine per le bambine e una carta di credito che in questi giorni non ha usato. Cosa ha spinto questa donna a lasciare l'uomo, portando con sé gli affetti cui tiene certamente di più, le sue 2 figlie? I carabinieri che indagano sulla vicenda tengono il massimo riservo. Qualcosa sul clima poco sereno che si respirava in famiglia lo si apprende dal nonno della piccola Alessandra. All'estate sempre litigarelle fra marito e moglie. La bambina sta bene ed è al sicuro. Questi gli elementi che fanno tirare certamente un sospiro di sollievo. Per il resto i contorni della vicenda restano oscuri. Come si sono allontanate da casa? Dove sono state sinora? Pare che la donna non sappia guidare e che non abbia molte amicizie in paese. Venerdì mattina il padre di Alessandra ha raccontato di essere uscito di casa alle 7 per andare al lavoro mentre tutti dormivano. Al rientro, non trovando moglie e bimbe, ha pensato che fossero al mare. Dopo vani tentativi di rintracciarle, in serata ha presentato denuncia per allontanamento volontario. Salvatore Sorrentino, braccio destro di Settimo Mineo, l'uomo che voleva ricostruire la cupola mafiosa dal carcere romano, avrebbe continuato a gestire la famiglia del villaggio Santa Rosalia, quartiere periferico di Palermo, al centro della nuova operazione della scorsa notte dei finanzieri del comando provinciale. Sorrentino ricostruisce l'accusa, dava precisi ordini al figlio Vincenzo di 23 anni per proseguire nella gestione degli affari e dirimere contrasti dentro la cosca. La scorsa notte i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria, coordinati dalla DDA diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, con l'operazione Villaggio di Famiglia hanno eseguito 33 ordinanze di custodia cautelare, 25 in carcere, una ai domiciliari e 7 interdittive all'esercizio di attività imprenditoriali. Gli indagati sono accusati a vario titolo di partecipazione a concorso esterno in associazione mafiosa, con l'aggravante dell'associazione armata e di molti altri reati. Altri dettagli nelle successive edizioni. Veniamo adesso al caso di Enrico Lombardo, l'uomo morto durante un fermo dei Carabinieri nel 2019 a Spadafora. La Cassazione ha deciso di rinviare gli atti al Tribunale di Messina, accogliendo così il ricorso dei familiari contro l'archiviazione. Francesco Triolo.
Il caso di Enrico Lombardo, l'uomo di 42 anni morto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2019 durante un fermo dei carabinieri a Spadafora in provincia di Messina, torna al Tribunale di Messina. La Corte di Cassazione infatti ha deciso di rinviare gli atti al giudice monocratico che dovrà fissare un'udienza nella quale si discuterà della seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e verrà presa una decisione in merito. La famiglia, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardo, confidano adesso in un nuovo processo. Sicuramente il corpo parla chiaramente, Enrico non è morto per un infarto perché il corpo è completamente martoriato, testa spaccata in più punti, escoriazioni multiple, è un corpo che veramente fa molta impressione. La decisione della Cassazione come l'avete presa? Guardi, ancora adesso riesco a parlare a malapena, mi creda, sono felicissima anche per mia figlia che oggi piangeva dalla gioia finalmente. La decisione della Cassazione è stata presa dopo un ricorso riqualificato dalla stessa Corte in reclamo presentato dall'avvocato Pietro Pollicino, legale dei familiari. Lascia uno spiraglio aperto per verificare se effettivamente le indagini svolte dalla Procura di Messina siano state fatte in maniera compiuta e non è stato tralasciato alcunché. A parere della famiglia vi sono degli aspetti da vagliare con riferimento anche, ribadisco, alle tracce di sangue sul manganello, alla ricostruzione dei fatti e della colluttazione e anche al perché è stata utilizzata dell'acqua per lavare le tracce di sangue sul selciato dove si era svolta la colluttazione. Nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con la discussione del ricorso, la famiglia e le associazioni a buon diritto, Amnesty International, supportate dalla senatrice Ilaria Cucchi, avevano manifestato sotto la sede della Corte di Cassazione per accendere i fari sulla vicenda. Cambiamo argomento. A distanza di 43 anni resta un mistero, la strage di Ustica nella quale persero la vita 81 passeggeri del DC-9 in volo da Bologna a Palermo. Verso l'archiviazione l'inchiesta dei PM di Roma. Luca Ciliberti. Nessun atto formale, ma la strada sembra tracciata. Per l'indagine sulla strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, avviata dalla Procura di Roma oltre 15 anni fa, si va verso la richiesta di archiviazione. Rogatori, acquisizione di atti, analisi di documenti, audizioni, tutto inutile. Quanto è accaduto la notte del 27 giugno del 1980 a bordo del DC-9 dell'Itavia che volava da Bologna a Palermo resterà formalmente un mistero. Le perizie hanno stabilito che l'aereo sarebbe stato abbattuto dall'onda d'urto di un missile che è esploso a poca distanza dalla fusoliera. Esclusa quindi la pista della bomba a bordo, la Procura di Roma riaprì le indagini nel giugno del 2008 dopo aver convocato e sentito come testimoni il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga e Giuliano Amato, ai tempi sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L'iniziativa fece seguito alle dichiarazioni di Cossiga, secondo il quale ad abbattere il DC-9 sarebbe stato un missile a risonanza e non ad impatto lanciato da un aereo della Marina Militare francese. Agli atti dell'indagine ci sono i verbali di audizione di alcuni piloti francesi che hanno confermato come quella notte fu intenso il traffico aereo dalla base militare in Corsica. In una sentenza del 2013 la Cassazione afferma che la tesi del missile è abbondantemente e congruamente motivata e che il fallimento della società Itavia potrebbe essere legato alla significativa attività di depistaggio messa in atto negli anni intorno alla vicenda. Non hanno aiutato neppure i tracciati radar risultati indisponibili proprio nel momento più importante per verificare la possibile presenza di traffici che abbiano interferito con il volo del DC-9. Durante le indagini si appurò che il registro dell'ISI, cioè la guida caccia muti del sito radar di Marsala, aveva una pagina strappata nel giorno della perdita del DC-9. Il pubblico ministero giunse quindi alla conclusione che fosse stata sottratta la pagina originale del 27 giugno e se ne fosse riscritta poi, nel foglio successivo, una diversa versione. Per i parenti delle vittime, che ancora una volta manifesteranno chiedendo la verità, resta l'amarezza che la questione sia stata rimbalzata per anni da un muro di gomma a protezione di quello che sembra un vero e proprio segreto di Stato tra Francia e Italia. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, il re di Spagna, Filippo VI, sono in visita a Palermo. Oggi parteciperanno ad un simposio COTEC, nel corso del quale è previsto anche un intervento del commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni. Prima tappa è stata la cattedrale in corso Vittorio Emanuele, a seguire sosta in piazza Vigliena, nota a Palermo come i Quattro Canti. Ad accompagnare gli ospiti nella visita il governatore Renato Schifani, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana
Liliana Galvagno e il sindaco Roberto Lagalla. A raccontare la città agli illustri ospiti il professore Maurizio Carta, ordinario di urbanistica all'Università di Palermo e assessore con delega al centro storico, e la sovrintendente Selima Giuliano. Stop ai voli di Aero Italia tra la Sicilia e l'aeroporto di Forlì. Lo scalo lamenta disservizi per la compagnia. La rotta non è remunerativa. Tonino De Mana. Non bastava il caro voli sui cieli siciliani, rompe il caso Forlì. Prima il costo di un biglietto che si impenna, poi lo stop, si legge nella nota della società che gestisce lo scalo, per gravi e continue inadempienze nelle tratte per Lampedusa, Comiso e Pantelleria. Forlì Airport chiude ad Aero Italia, ma la compagnia non ci sta e ribatte, puntando il dito contro la Gotofly ed annunciando a sua volta azioni legali. La compagnia aerea, fortemente voluta dal governatore Schifani per fronteggiare il caro voli in Sicilia, al tempo stesso per rompere il duopolio Ryanair-ITA, torna sotto i riflettori, anche se la D Gaetano Intrieri precisa: i voli erano operati con un ATR della compagnia Air Connect. Di fatto abbiamo visto che questi voli non erano remunerativi, c'erano pochi passeggeri. Abbiamo più volte provato a invitare il tour operator a rivedere i piani, a rivedere il network. Purtroppo non siamo stati ascoltati, malgrado varie email e vari incontri, e quindi ieri mattina abbiamo deciso noi di cancellare il contratto. Quindi è falso che siano stati loro a risolvere il contratto. Già questa mattina dal sito di Aero Italia sono scomparsi tutti i collegamenti siciliani con lo scalo romagnolo, compreso il famoso Catania-Forlì, che venerdì 30 giugno, partenza da Fontanarossa alle 16:15 ed arrivo alle 18:15, sarebbe addirittura giunto a costare 499,99 centesimi. Sarebbe perché di fatto il volo non c'è più. Con partenze da Catania e dal menù delle varie destinazioni, come si vede, restano in rigoroso ordine alfabetico Bacău, Romania, Bologna, Bucarest, Romania, Milano, Bergamo, Orio al Serio, Olbia e Roma Fiumicino. L'unico volo attivo per Orio al Serio oggi è di 179,99 per poi scendere a 119 euro il 28 giugno e a 84 euro il 30 giugno. Più economici i voli di luglio, nella stessa tratta si viaggia anche a 24,99 e 34,99. Costano molto di più invece i collegamenti in senso inverso dallo scalo bergamasco alla Sicilia, con punte di 149,99 il 1 luglio per un viaggio di solo andata. Facile immaginare che con le ferie ed i rientri in molti saranno diretti in Sicilia e di conseguenza il costo dei biglietti aerei risenta da logiche di mercato, un po' come accade nei periodi natalizi e pasquali, quando i prezzi si impennano. Molto più competitivi i voli da Palermo, anche se, occorre ribadirlo, le tariffe non dipendono dalle società aeroportuali ma dalle compagnie. Rilanciare l'area industriale di Termini Imerese, se ne è parlato in occasione di un convegno in cui era presente l'assessore alle attività produttive Edita Maio, che ha anche risposto all'interesse dimostrato da Rosse Pelligra per l'ex stabilimento Bluetech. Sentiamo Marco Gullà. Se ne parla da anni, ma adesso sembra essere arrivato un punto di svolta per tutta l'area industriale di Termini Imerese, rilanciare l'area che per anni è stata quasi abbandonata. Questa mattina se ne è parlato nel corso di un convegno al Polo Meccatronica di Termini Imerese, presente l'assessore alle attività produttive Edita Maio, che sta lavorando ormai da mesi per dare un volto nuovo a tutta l'area. È un momento importante, abbiamo lavorato molto questi mesi per rilanciare quest'area. E devo dire con risultati. Il primo risultato è il bando che è in corso per quanto riguarda l'area ex Bluetech e poi il famoso accordo di programma che abbiamo siglato a Roma con il ministro Urso, che prevede più di 100 milioni di euro per reindustrializzare l'area e per creare nuova occupazione. È chiaro che questo è un momento assolutamente favorevole sia per la presenza degli investimenti importantissimi sul porto, ma abbiamo seguito anche il bando sull'area ex Bluetech che è uscito davvero poche settimane fa da parte dei commissari. Per il bando dell'ex Bluetech c'è anche l'interesse del presidente del Catania, Rosse Pelligra. È un bando e mi auguro che chi vince riesca a rilanciare l'area, producendo occupazione, portando ricchezza e cercando di recuperare un sito che per troppi anni è stato abbandonato. Dall'occupazione al rilancio di molte attività che fanno parte di tutto il comprensorio. Il bando per l'ex Bluetech è sicuramente già un grande punto di partenza, o meglio, ripartenza.
Avevano diffuso sui social il video di una corsa clandestina di cavalli avvenuta a Nicolosi, in provincia di Catania. Adesso quelle immagini li hanno incastrati. Natale Bruno. Saranno accuditi dai palafranieri del Centro per l'incremento ippico per la Sicilia, con sede in via Vittorio Emanuele a Catania, e da quelli di un maneggio privato, Lampo e Agente Segreto, i due purosangue che la mattina del 12 giugno si sono sfidati a colpi di frustino lungo le strade tra Nicolosi e Ragalna, nell'ambito dell'ennesima corsa clandestina di cavalli. Le indagini dei carabinieri sulla competizione equestre vinta da Lampo, proprietà di una scuderia di Picanello, ai danni di Agente Segreto, pluridecorato cavallo inglese che ha vinto competizioni internazionali prima di finire in una stalla di Palermo e poi a Catania in zona San Cristoforo, hanno permesso di ricostruire il giro attorno alla corsa con un montepremi da 120.000 euro. E così i due cavalli che hanno animato la gara sono stati scovati lontano dalle stalle della città, nelle quali hanno soggiornato per mesi o forse per anni. In fretta e furia il vincitore, ovvero Lampo, era stato trasferito a Biancavilla, mentre Agente Segreto da San Cristoforo aveva raggiunto Lineri, frazione di Mister Bianco. Nell'indagine 5 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, spettacolo e manifestazioni vietate, divieto di combattimento tra animali e interruzione di pubblico servizio. Si tratta dei due proprietari dei cavalli che per legge devono apporre il loro nome nel registro in cui vengono annotati i microchip. Hanno 50 e 58 anni, oltre a precedenti penali per mafia. E poi i due fantini che a colpi di frusta hanno percorso prima al trotto e poi al galoppo il chilometro della competizione da 42 e 41 anni, e poi uno spettatore. La divulgazione su TikTok del video in cui si vedono i cavalli sfrecciare ha amplificato la notizia della corsa che ha fatto il giro della Sicilia e non solo, tanto da accelerare l'attività investigativa. Fantini, scommettitori e appassionati adesso sono abbastanza preoccupati. Chi immaginava per la metà del mese di luglio la rivincita tra Lampo e Agente Segreto deve ricredersi. Le traziere dell'Etna, ma non solo, non sono più sicure come in passato. E ai cavalli non resta altro che un buon allenamento al trotto in attesa di tempi migliori e albe senza sirene e lampeggianti blu. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Intensificare i controlli sul grano estero e sulla filiera della produzione a tutela di pasta e di altri prodotti finiti. È l'appello lanciato dalla Coldiretti. Ci dice tutto Manlio Viola. Una grande attenzione al grano che arriva dall'estero perché sia opportunamente controllato, e poi certezza della filiera e delle indicazioni di prodotto anche a tutela dei produttori siciliani che, nonostante il loro prodotto sia di grande qualità, oggi sono messi in difficoltà proprio dagli arrivi dall'estero. È la disamina del presidente di Coldiretti, Francesco Ferreri, fatta oggi durante l'assemblea dei quadri dirigenti per l'elezione del presidente regionale. Un tema molto sentito, come lui stesso conferma. Rispetto allo scorso anno il prezzo del grano è sceso notevolmente, a vantaggio ovviamente rispetto alle importazioni. Quello che chiediamo ovviamente è maggiore controllo, e da questo punto di vista il governo regionale su ogni nave che arriva ha predisposto dei controlli dal punto di vista sanitario. Dall'altra parte vogliamo avere la sicurezza che il consumatore che va a comprare del pane o della pasta abbia la certezza 100% che quello che sta comprando è quello che c'è scritto. Quindi chiediamo anche degli ulteriori controlli sul DNA ovviamente di questi grani. Al porto di Pozzallo intanto arrivano 4.000 tonnellate di cereale che si aggiungono alle migliaia già disseminate in tutta l'isola. Grano estero che continua ad abbattere il prezzo di quello locale sul mercato siciliano. Fra i grandi temi del mondo agricolo poi c'è l'agrifotovoltaico che senza alcuna regola penalizza le produzioni agricole siciliane, e i cambiamenti climatici che mettono in ginocchio la produzione, come abbiamo visto in tante occasioni in Sicilia. L'impatto è stato su molte culture veramente devastante. Registriamo problemi sui foraggi in tutta la Sicilia, ma problemi anche con le orticole, quindi da questo punto di vista quello che noi definiamo cambiamento climatico, ma ormai secondo me dobbiamo parlare appunto di questo nuovo clima, ci deve trovare quantomeno preparati dal punto di vista infrastrutturale a, non dico averne delle opportunità, ma avere la possibilità di utilizzare queste grandi quantità di acqua per poterle poi distribuire nei momenti in cui abbiamo siccità. Grandi temi sui quali gli agricoltori chiamano all'impegno anche e soprattutto oggi la regione siciliana.
Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci allo sport. 40 anni fa a Roma il Catania conquistava la Serie A. Il ricordo di quell'impresa sportiva nelle parole di Marco Onorati. Sentiamo Angelo Gagliano. Un'impresa straordinaria per un esodo senza precedenti nella storia del calcio. I 40.000 catanesi all'Olimpico contribuirono in maniera determinante alla promozione del Catania di Gianni Di Marzio, una squadra che in quegli spareggi gettò il cuore oltre l'ostacolo e della quale faceva parte un giovanissimo Marco Onorati, secondo di Roberto Sorrentino. Il gol vittoria di Crialesi contro il Como e il sofferto pareggio senza gol con la Cremonese, al quale si riferiscono le immagini, regalarono un sogno al popolo rosso-azzurro. A 40 anni di distanza, il ricordo di quell'esaltante pomeriggio d'estate che segnò il ritorno dei colori rosso-azzurri nella massima serie è vivissimo nella mente di Onorati. Mi trovo a Roma e neanche a farla apposta. 40 anni fa vincemmo il campionato di Serie B agli spareggi contro il Como e la Cremonese. Ricordo benissimo quella giornata, i 40.000 spettatori, i miei compagni, il mister Gianni Di Marzio che ora non c'è più. E auguro al Catania di poter raggiungere gli obiettivi prefissati in breve tempo possibile. Gli spalti dell'Olimpico colorati di rosso-azzurro, il ricordo più bello. La cosa che mi è rimasta impressa di quella giornata è che lo stadio olimpico era tutto rosso-azzurro. Monza, Perugia, Lazio e Foggia, le 4 partite giocate da Onorati nella stagione 82-83 a difesa della porta del Catania. L'anno dopo arrivò l'esordio nella massima serie. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.